Per Guida ai Campionati siamo con Sergio Fattorel. Sergio, sonoro 5-0 oggi. Sì, oggi ci è andata bene col risultato. Abbiamo fatto un po' di più giro palla rispetto a domenica, anche se le ragazze sapevo che non potevano essere al 100% perché in settimana avevo lavorato un po' di più, ma comunque in compenso è andato tutto bene. 2 su 2? Sì, siamo all'inizio, 2 su 2, speriamo di continuare, 3 su 3, 4 su 4 e avanti sempre. Non è partita bene il primo tempo, poi quando avete trovato il gol avete dilagato. Sì, come ti ho detto prima, in settimana avevo caricato un po' e all'inizio le ragazze mi dicevano che avevano le gambe pesanti, mi prendo tutta la responsabilità, sapevo di questa cosa, però dopo 20 minuti così le ragazze hanno fatto quello che dovevano fare. Oggi ancora a segno Zanon. Sì, Margherita Zanon ha fatto 2 gol anche oggi mi sembra, e una veloce come tutte le altre, ma i gol della Margherita vengono anche dai passaggi delle compagne o delle aperture delle compagne, quindi un merito un po' tutto l'attacco. Ringraziamo mister Fattorel. Grazie a voi. Siamo con Viola Cutifani. Viola, ritorni al calcio dopo 2 anni che sei rimasta ferma. Sì, devo dire che sono contenta, un bel ritorno, mi trovo bene con la squadra, ma alla fine sono quasi tutte quelle che già conoscevo e sono contenta veramente. Riguardo alla prestazione di oggi, sei durata, diciamo, tra virgolette un tempo, poi hai dovuto abbandonare. Sì, diciamo che ho ancora qualche problema fisico, dato che sono 2 anni che comunque sono ferma, ma piano piano dai recupererò. Il tuo ruolo a centrocampo è determinante e si è visto soprattutto nel primo tempo con i lanci anche verso gli attaccanti. Cerco di fare del mio meglio, dai. Comunque sì, anche le mie compagne sono valide, senza di loro penso che non girerebbe così bene, insomma, il gioco. Ringraziamo Viola e buon campionato. Grazie. Siamo ora con Francesca Daros. Francesca, il tuo gol nella seconda partita in campionato è il primo per te. Sì, è il primo, è andata bene oggi, abbiamo vinto 5-0 e vedo che la squadra inizia a girare, c'è ancora qualcosa da sistemare, ma se facciamo gol vuol dire che stiamo anche abbastanza bene e riusciamo a trovarci sia a centrocampo e sia anche là davanti. Il mister ti ha cambiato ancora il ruolo, sei passata a centrocampo. Sì, a dire il vero non è male, nel senso che bisogna avere abbastanza fisico, su quello sono un po' carente, però ci sto lavorando e per il resto bisogna fare tanto lavoro di squadra, ma secondo me le basi sono buone, quindi promette bene quest'anno. Gli attaccanti sono partiti alla grande, 4 reti Zanon, 2 reti Cisotto, poi ci sei tu, c'è Giulia Darè. Beh, non avevamo dubbi che i nostri attaccanti fossero forti. Abbiamo avuto una conferma, abbiamo l'inserimento di Margherita, molto brava, che viene dalla Serie A, porta la sua esperienza e sicuramente la porta a nostro vantaggio, quindi sono contenta e secondo me possiamo fare davvero bene, basta solo convincerci e volerlo. Ringraziamo Francesca Daros. Grazie.